L'associazione Arci di Agrigento ha svolto un incontro allo Spazio Temenos per parlare di diritti umani, analizzandone vari aspetti attraverso riflessioni e punti di vista degli ospiti nonché relatori di questo convegno: Francesca Chiavacci, presidente nazionale Arci, Salvo Lipari, presidente dell'Arci Sicilia, e lo storico saggista Simone Oggionni. Di diritti umani dichiarati fondamentali se ne parla in tutto il mondo, ma la reale attuazione di questi diritti risulta non essere concreta anche in diversi paesi d'Europa. Abbiamo intitolato questa iniziativa Arci e diritti umani proprio perché riteniamo fondamentale quello che sia l'azione dell'Arci stessa sul territorio nazionale in merito all'affermazione e alla tutela dei diritti umani, proprio perché esso rappresenta uno dei valori fondamentali della nostra associazione, perché l'Arci fa memoria, perché ricordare dà la possibilità di porre in essere un'azione che sia fruttuosa e sia positiva per affrontare il futuro e per costruire il futuro e guardare al futuro. Noi siamo un'associazione abbastanza antica, diciamo, che si è fondata dopo la guerra in realtà all'inizio per occuparsi del tempo libero, ma che ha avuto una sua soggettività politica importante, soprattutto riconoscendosi nei valori della Costituzione italiana, che sancisce appunto il rispetto dei diritti umani, così come tante convenzioni internazionali, mondiali. Oggi quello che vediamo nel nostro paese è un po' anche non solo il non rispetto, ma quasi il dispregio di tutto questo, l'appellativo di buonisti che spesso viene dato a coloro che come noi svolgono azioni di solidarietà e di soccorso in mare, ma anche diciamo di solidarietà e di accoglienza, la criminalizzazione delle organizzazioni non governative, in generale. Il clima culturale e politico che in questo paese si respira è di una quotidiana violazione di questi diritti umani. Qualche giorno fa un'insegnante qui a Palermo è stata sospesa perché non ha vigilato sui suoi studenti. I suoi studenti cosa hanno detto? Che in Italia ancora oggi c'è un problema di diritti umani. Migranti, rom, donne, carceri, problemi giganteschi che la politica non affronta, e in Europa sono tanti paesi, dall'Ungheria alla Polonia, in cui i diritti umani non sono rispettati. È un grande problema, la società civile democratica se ne deve occupare a partire dalle scuole, con una coscienza e una didattica storica diversa da quella che purtroppo ha segnato gli ultimi 15-20 anni.